Inserita la testimonianza di Felice Tagliaferri, che è con noi. Chiara. Sì, ho portato qui Felice ed è venuto a presentarsi innanzitutto. Lascio subito a lui la parola per raccontarci chi è. Ciao a tutti, mi chiamo Felice Tagliaferri, sono l'unico scultore cieco al mondo e faccio lo scultore appunto da 3 anni a tempo pieno. Scolpisco marmo, pietra, creta e legno, ma la cosa più bella che faccio è che porto il mio messaggio, che è volere potere, in giro per il mondo. Grazie. E anche oggi Felice ha raccontato un po' della sua storia a questi 5.000 giovani radunati nel palazzetto dello sport di Jesolo. Una storia davvero importante, Felice, no? Allora, ci piacerebbe che tu raccontassi un po' del tuo vedere al buio, di come è nata, cosa è successo, no? Questa cecità cos'è e come è diventata per te una risorsa. Ma diventare cieco all'età di 14 anni, come è successo a me, è tragico, perché 14 anni è il momento in cui sei convinto che l'essere, l'apparire è la cosa più importante che possa esistere. Trovarsi cieco, quindi con una serie di cose in meno, non in più, è veramente tragico. Come tutte le persone normali sono andate in crisi profonda per 1 anno, dopodiché attraverso anche l'autoanalisi, la consapevolezza e soprattutto la conoscenza di quello che mi è successo, ho capito che le cose importanti non sono cosa si è o cosa si ha, ma semplicemente quello che si dà agli altri. Grazie Felice, sei proprio bravissimo, è bello averti qui.